Starebbe per iniziare il conto alla rovescia per l'esecutivo tecnico del governatore Crocetta. Dopo le amministrative, infatti, l'UDC chiederà al presidente di varare un governo politico. Sono le parole di Calogero Filetto, capogruppo dell'UDC all'Ars, che non lasciano molto spazio all'immaginazione. Lo stesso presidente Crocetta non chiudeva del tutto le porte a un ritocco alla compagine degli assessori. Se i partiti che hanno sostenuto la mia elezione, ha detto, dovessero chiedermi di formare un governo più politico, certamente ne dovremmo discutere. La posizione dell'UDC, nonostante il tono diverso, non è distante da quella del maggiore partito a sostegno del governo Crocetta, il PD. Infatti, ha detto Baldo Cucciardi, capogruppo all'Ars del partito, nell'incontro di 10 giorni fa si è accennato al tema. Certamente noi ribadiamo la necessità di un rapporto maggiormente politico tra governo, gruppo parlamentare e partito, un rapporto che al momento si incarna solo nella figura del presidente e forse è il momento che coinvolga anche qualche assessore. Dal canto suo Lillo Firetto dice: chiederemo al presidente Crocetta un governo politico di alto profilo, lo faremo fin dal giorno successivo alle elezioni amministrative. Alla Sicilia serve un governo forte e compatto che operi con coralità. Noi abbiamo sposato fin dall'inizio lo spirito rivoluzionario del nuovo governo, ma adesso serve uno scatto in avanti. È chiaro che non pretendiamo che il governatore sollevi tutti i tecnici, ad esempio anche la nostra valutazione su alcuni di questi assessori come Lucia Borsellino è fortemente positiva. Questi 6 mesi di governo, ha detto ancora Firetto, hanno presentato luce e ombre, certamente si è avvertita una grande voglia di fare pulizia, di eliminare incrostazioni del passato, ma in alcuni casi se avessimo remato tutti nella stessa direzione avremmo forse raggiunto risultati migliori. L'UDC insomma spinge, il PD apre, ma tra le forze che hanno sostenuto l'approdo a Palazzo d'Orleano di Crocetta c'è ovviamente la creatura del governatore, il megafono. Noi, spiega Giovanni Di Giacinto, seguiamo in tutto e per tutto la linea del presidente. Se lui ritiene che ci sia la necessità di rimpasto, siamo con lui, ma nel possibile rimpasto potrebbero essere coinvolti altri soggetti del Parlamento, gruppi nati nel corso della legislatura e formati anche da deputati che hanno appoggiato l'elezione di Crocetta, a cominciare da democratici e riformisti.